Hangar Teatri nasce come luogo nel 2017 a Trieste a seguito della ristrutturazione di una vecchia carrozzeria abbandonata. Nel 2018 poi ne nasce l'SRL da 6 soci fondatori. Fin da subito, grazie ai finanziamenti regionali, in particolare al Portesr 14-20, abbiamo potuto in pochi anni migliorare il luogo, apportare molte migliorie, renderlo adeguato, accessibile al pubblico, installare un impianto di riscaldamento a pellet e anche assumere 2 persone full time a tempo indeterminato, che ci ha permesso di crescere molto. Oggi possiamo dire che Hangar Teatri è un punto di riferimento culturale per diverse associazioni locali che ne animano gli spazi. Sono associazioni che condividono un modo di fare cultura e grazie anche a un'offerta diversa di teatro, mostre visive, formazione, riusciamo a creare un'offerta in uno spazio polifunzionale che attrae diversi tipi di pubblico e in un posto dove questi diversi tipi di pubblico possono anche incontrarsi. Questa è un po' l'idea principale di Hangar Teatri, da cui tutto è nato, da cui anche è stato dato il nome al plurale, appunto, teatri. Qua ad Hangar Teatri stiamo immaginando in via Pecenco un progetto che si espanda non solo al numero 10 ma arrivi fino al numero 4, un progetto che abbiamo chiamato Frazione di Mondo Nuovo, prendendolo dal nome originario di questo piccolo quartiere. Difatti abbiamo costruito l'ufficio e entro un anno il nostro obiettivo è quello di creare un centro anziani che faccia incontrare le generazioni sia a teatro che al di fuori, con delle attività ancora più variegate. In secondo luogo stiamo fornendo dei servizi grazie ai professionisti che abitano Hangar Teatri alle società e alle associazioni di Trieste e di tutta la regione. Da ultimo il nostro obiettivo, diciamo, con cui tutto è nato, è quello di realizzare sempre spettacoli più validi, di maggior qualità, che possiamo portare sia in regione che nel resto d'Italia.